In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. 32 anni dall'assassinio di Falcone. Sono passati 32 anni dal giorno orribile della strage nella quale morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Domani a Palermo la Fondazione Falcone inaugura il Museo del Presente a Palazzo Young. Alle 17:58 l'ora della strage, manifestazione sotto l'albero Falcone, e alle 19 messa di suffragio nella chiesa di San Domenico, dove è sepolto Falcone. L'indagine su Miccichè ha origine da un'altra inchiesta. I provvedimenti nei confronti di Miccichè hanno origine da intercettazioni di un procedimento penale diverso riguardante reati di esponenti politici legati con tutta probabilità alle elezioni regionali o politiche del 2022, lo si deduce dal provvedimento del GIP di Gioia. Istituto zooprofilattico si cambia. La Giunta regionale ha messo fine ieri alla lunga gestione commissariale di Salvatore Seminara dell'Istituto Sperimentale Zooprofilattico di Sicilia e ha nominato Francesca Di Gaudio direttrice generale. Di Gaudio è docente di chimica e biochimica nella Scuola di Medicina e Chirurgia di Palermo. Nominato anche il Consiglio d'amministrazione. Intanto la Procura della Corte dei Conti ha aperto un'indagine sulla gestione commissariale. Mafia e droga, 26 arresti tra Brancaccio e Sperone. Eseguita un'ordinanza cautelare del GIP di Palermo nei confronti di 26 indagati, 21 in carcere e 5 domiciliari, accusati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Assestato un colpo allo smercio di droga nei quartieri Sperone e Brancaccio di Palermo. Per entrare nei fortini della droga impegnati agenti infiltrati. 15 milioni agli allevatori siciliani. Il ministro Lollobrigida ha annunciato ieri in aula che darà parere positivo ad un emendamento dei senatori di Fratelli d'Italia per stanziare 15 milioni dal Fondo di Solidarietà Nazionale per indennizzare le imprese agricole e dell'allevamento siciliane che hanno avuto gravi danni a causa della siccità. Decreto credito d'imposta per investimenti nella ZES. Entrato in vigore il decreto attuativo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il credito d'imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica. I sogni di gloria di De Luca, che punta al 20% in Sicilia. Cateno De Luca dà i numeri, la sua lista difficilmente raggiungerà il quorum del 4%, ma lui tira numeri a casaccio, convinto probabilmente del fatto che più alza il tiro, più ha la possibilità di raggiungere un risultato positivo. E quindi ieri è arrivato a sostenere che conta in Sicilia di raggiungere e superare il 20% dei voti, un chiaro fenomeno di voto verbale. Farmaci equivalenti, i siciliani non si fidano. Secondo Cittadinanza Attiva il ricorso a farmaci equivalenti è ancora basso, in particolare al sud, malgrado il minor costo e l'effettiva equivalenza. In fondo alla classifica Campania, Calabria e Sicilia, malgrado un reddito pro capite più basso rispetto al nord. Il ricorso ai farmaci equivalenti è del 39,8% al nord, del 32% media italiana e del 22,7% in Sicilia. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.